Secondo il consigliere regionale Dem Montanariello, se le aziende fornitrici di dispositivi medici dovessero essere costrette a versare una quota pari al 50% dello sforamento della spesa regionale per il periodo dal 2015 al 2018, in Veneto ci ritroveremo con oltre 100 imprese a rischio fallimento. Il consigliere è primo firmatario di un'interrogazione che si focalizza sulla vicenda legata al payback, misura di ripiano rispetto al superamento del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici, ricordando che per quanto riguarda il Veneto gli importi per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 corrispondono a un totale complessivo di oltre 231 milioni, una cifra che nel confronto con altre regioni risulta tra le più elevate. Questo meccanismo, oltre a mettere a rischio molti posti di lavoro, può innescare un pericoloso effetto domino sugli ospedali e sulle altre strutture sanitarie, a cui potrebbero non essere più garantite le forniture dei dispositivi medici sanitari. Il consigliere ha quindi chiesto all'assessore regionale alla sanità se intende intervenire urgentemente al fine di scongiurare il possibile fallimento di molte piccole e medie imprese del settore e le inevitabili ricadute sulle strutture sanitarie regionali. Riapre l'Indiga Sottomarina, pronta per affrontare l'inverno con il servizio bar, il ristorante e poi pizza, snack e gelati a non finire. All'Indiga troverai ad accoglierti l'ampio parcheggio automatizzato dotato anche di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. All'Indiga lo staff ti aspetta per servirti al meglio a partire dalle 7.